Vittoria interna da parte del Gaeta di Mariano Esteso, che batte per 2-1 la Polisportiva Carso e trova la salvezza matematica per i pontini. Invece nel girone E, campionato under 17 regionali, sarà necessario attendere domenica per sapere se arriveranno secondi o terzi. Comunque in graduatoria di ripescaggio, prima occasione tramite il sinistro da parte di Gusta, poi dall'azione partita da Chittaro, palla per Ricci, sfera in profondità ancora per il numero 11 della compagine ospite, palla estremo difensore dei padroni di casa, Gaeta, che trova il vantaggio alla prima vera occasione da gol, calcio di punizione dalla destra, colpo di testa da parte di Nicco e sfera che termina in rete. Gaeta 1, Polisportiva Carso 0. La reazione da parte dell'11 di Calandrini arriva, ma con la conclusione timida da parte di Gusta. Poi le immagini passano al secondo tempo, con al terzo minuto di gioco una lunga azione insistita da parte della formazione ospite. La sfera arriva ancora a Ricci, che prova con il sinistro, para il portiere dei padroni di casa. Il pareggio arriva di lì a poco ed è su uno splendido assist da parte di Daniele Chittaro direttamente dalla sua zona di difesa. Palla in profondità per Marton, entrato nel corso del secondo tempo, destro secco e palla in rete 1-1 con il numero 17 che ristabilisce così la parità. La Polisportiva allora ci crede, il pallone dallo stesso Ricci arriva verso Esposito, il quale allunga l'assist verso Marton, che entra in area di rigore e prova a concludere con il sinistro, para un ottimo portiere dei biancorossi. E ancora il numero 15 dei Pontini a tentare la conclusione in area di rigore sul calcio di punizione, para il portiere del Gaeta. Altra iniziativa da parte della Polisportiva Carso, che si rende ancora pericolosa con Marton sulla zona di sinistra, colpo di testa che arriva verso Fa, il quale viene anticipato in corner. Il Gaeta di nuovo, come nel primo tempo, alla prima vera occasione del secondo trova il gol, e questa volta è quello decisivo con il sinistro da parte di Verrengia, palla che termina in rete e 2-1 in favore del Gaeta, gol da parte di Verrecchia. Polisportiva Carso che si riversa in area di rigore per il tutto per tutto finale, palla all'interno dell'area di rigore, parata da parte del portiere del Gaeta, poi conclusione che termina in out, 5 minuti di recupero, poi triplice fischio finale.